La pandemia del Covid sta finendo, ma ci sono altre urgenze nel mondo della sanità. Protesta al Brozzo da parte del personale, infermieri e OSS, tante le richieste sul piatto e si parla anche di questioni economiche, retribuzioni dei festivi. Ci sarebbe un taglio in vista. Gianfranco Giuni, USB. Sì, noi stiamo procedendo con una contrattazione decentrata, lo dice la parola stessa, contrattazione decentrata, che deve essere migliorativa alla contrattazione nazionale. Invece qui succede il contrario, qui succede la contrattazione penalizzante, perché il commissario straordinario ci ha presentato una bozza di accordo che mette le mani nelle tasche dei lavoratori. Quindi chiede di revocare gli aumenti delle indennità del turno notturno e gli aumenti delle pronte disponibilità. Questo noi non lo possiamo accettare, non si possono mettere le mani nelle tasche dei lavoratori, degli infermieri, degli OSS, del personale che lavora nelle officine, che garantisce il servizio H24. Le condizioni di lavoro quindi vanno remunerate e ben ridistribuite. Quindi noi diciamo no a questo accordo vergognoso e penalizzante. Diego Murracino del NAPSINAP, quindi si pare mettere le mani nelle tasche dei lavoratori e togliere quei soldi extra delle reperibilità di tutti i turni appunto fuori orario. Il sindacato degli infermieri dice un no secco. Per noi si tratta di una offesa, non è solo la questione economica, è un'offesa verso lavoratori che con sacrificio e professionalità stanno sorreggendo la sanità sarda. Vedersi sbeffeggiare in questo modo è offensivo. Il commissario deve ritirare immediatamente questa ipotesi, che è proprio una vergogna. Lei a chi lancia un appello? Anche all'assessore Nieddu? L'appello lo lanciamo all'assessore, al commissario. È proprio questa gestione politica che non va bene. La gestione della sanità, la politica si sta rivelando un vero disastro. I tagli sono sempre sulle categorie più importanti. Categorie più importanti, si parla di infermieri, di OSS, Fabbricanella del Nursind. Sono soprattutto quegli operatori che garantiscono il servizio nelle 24 ore. Ecco perché non si può risparmiare su questo, anzi aggiungiamo che si è risparmiato tantissimo, soprattutto in questa azienda dove il personale è carente di suo, ma soprattutto quello che svolge il servizio notturno. C'era bisogno, ed ha previsto anche il contratto collettivo nazionale, c'era bisogno di incrementare l'indennità notturna e l'hanno fatto attraverso una contrattazione decentrata. Abbiamo reclamato questo diritto l'anno scorso, è stato anche dato questo diritto riconosciuto in ritardo rispetto ad altre aziende. Tagliare questo indennizzo giustificandosi con l'incapienza di un fondo è sbagliatissimo. Si vadano a cercare praticamente i soldi anche attraverso le risorse aggiuntive regionali, attraverso la regione, ma si devono garantire questi incentivi. Sappiamo che il 30% dei lavoratori che potrebbero fare assistenza sui 3 turni in realtà non lo fanno, vuoi perché l'età avanzata dei dipendenti non lo consente, ma sicuramente c'è anche un deterrente economico appunto per fare le notti. Ricordiamo che la notte incrementa anche le probabilità di incorrere in delle patologie particolari. Non può esserci un riconoscimento che non raggiunge i 100 euro mensili, bisogna mantenere questo incremento che è stato contrattato.